Buondì mularie, vivi news, te nuove rubriche, dimmi se che tu mangis e ti disarai qui che tu ses. Oh scherzi? Queste frasi le aveva dette l'innominato gastronomo francese Jean-Antelme Brie Savarin. Viodinus mangiant purzit provade polente, lui aveva detto che nus prassiessi ples energies, ma no furlans ovin ance unanime dolce. Di fatte, le nostre tradizioni è plene di dolci tipici. Viodin insieme tre di loro. Scomenzin col Pan di sorc. Ale un pan speziato, per solito si lucciate da pedemontane, mance in qualche caffè di Udin. Se o saves, indulala, si lo prepara per fiestis, soredut per Nadal. Le ricette, però, non è sempre che. Ogni famè è alle so, come pai charsons, ma fin dai faz, duc adoprin le stesse misture di farinis. Venga stai che di sorc, che di siale e che di grains, che vegni misclizzadis insiemi e insioradis con fixex, ue calabrie e qualche semenza di fenoli, per più coraggioso. Dal nestri miscliz storic e geografic e nasin altri dolz, tant che il Colac. a son più di 501 che si lo fa in Friul e sempre te stesse maniere, o ben con farine, sponge e zucchero, danti la forma di zizimbelle. Dai secoli passati aveva una funzione importantone, si lo regalava tesse occasioni di feste a cui che si maridava o che si cresemava. E ieri usanze cresemassi te di Pasche di Mai, di teance Pasche di Rosis o Pentecostis. Fur d'eglesie si regalava i fantaz un'egolaine fatti di tanti piccoli colaz, le az un cordelis coloradis come sen di benedizione e di buon auguri. E poi un colaz tan più grande al veniva poggiato sul ciaf come corone. Pensate che in quei teams agli era così slargiato che si lucetava e venduto fur d'esclesis perché che non lo avevi preparato. Insomma, colazzo a manette ca! Queste tradizioni di regalare dolci di lunghe de celebrazioni si assicciate anche in altre culture, tant che boeme. Lì, come a chi, pai nuviz si preparava une corone fatte con pan dur, ufs e zucchero, che in Friul ciappava il nome di colaz di soppe, une da tantis variantis dal colazzo. Ai furlans, urplas sbisia in cucine, con zecche an sotman o finin che stur dei dolci tipici furlan, con un dolce che hai tal cur. Mi vengono in mente le prime volte che io mangias, mi pareva di sentire una musica celestiale dall'intor che accompagnava ogni pernave. Ah, c'è boin sì! Gnox di cespis. All'imprin si faceva qui armelins, che poi no, ho vinto sostituito con i cespis, per sé che andare di più. Come che mi visi, menone e ha un brolli plen di cespis. Dunque, usai prepari, le clami un momento. Non è? Ho passato solo un chilo di cespis ca di poco. Cespis. Sto verso di fa con gli espis? Cespis! Anche queste è una tradizione che spartì in quei paesi d'Europa centrale, tant che la Boemia. Di fatto, queste ricette non si appartengono della nobiltà austro-ungherese, perché si usate soprattutto a gorizze e tai contorsi. Le paste gnocchi involute mieze sespe plene di pan grattato, zucchero, sponge e cannelle. Come per i charsons si mangia in sedi come prim plat o come dolce. In Friul sono une delizie. Non sono arrivata a tegni dur, alle più far di me, i gnocchi di cespis e son par da bon alc e ze. Ho dite charsons senza aver parlato di loro. Forse la prossima volta sarà migliore dedicare un video. Intanto lasciate mi plus, cliccate al bottone iscriviti qui sotto. Mandi bei!